Bene, buonasera a tutti. Siamo arrivati all'ultima puntata di questa rassegna, Lo Stato Oscuro e la Legalità, organizzata in collaborazione tra Omega PS e Libera contro le mafie, il coordinamento Treviso Sud intitolato a Cristina Pavesi. Per dare importanza a questa giornata conclusiva della rassegna, questa mattina il liceo ci ha ospitato per un'iniziativa importante. Il liceo al suo interno c'è il Giardino dei Giusti, che ha proprio come scopo quello di commemorare le vittime innocenti di mafia, e appunto le due associazioni in collaborazione con la scuola e Avviso Pubblico abbiamo piantato un albero, un ulivo, per commemorare la memoria di Cristina Pavesi. È stato un incontro molto emozionante perché c'erano parecchi studenti, c'era anche Mascione che ha scritto un testo che è stato donato alla scuola, che ricostruisce la storia dell'episodio, ma soprattutto ricostruisce la storia di questa vita giovane spezzata dalla mafia del Brenta. E quindi è stata una bellissima ed emozionante mattinata che ci darà l'occasione poi di implementare le nostre collaborazioni anche con il liceo. Ci siamo ripromessi entro settembre di tracciare dei progetti articolati sugli argomenti propri di Libera, e questo ci rende molto felici. Invece questa sera appunto siamo all'ultimo episodio di questa rassegna che porta il titolo di Lo Stato Oscuro e la Legalità. Presentiamo un libro che si intitola Come pesci nell'acqua, mafie, impresa e politica nel Veneto, quindi questa serata avrà una connotazione più locale, regionale, diciamo. Abbiamo qui l'autore del libro, Gianni Belloni, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, coautore perché l'altro autore è Vesco. Poi sono particolarmente contento anche dell'intervistatore che abbiamo questa sera, è Mattia Donadel, ambientalista e figura di riferimento dell'impegno civico in Veneto, fondatore e portavoce di Comitato Opzione Zero. A Mogliano l'abbiamo già conosciuto quando ci siamo interessati del problema dell'inceneritore Veritas, e emerge dagli incontri e poi dalla preparazione che hanno questi comitati, che non sono comitati come spesso vengono dipinti, no? Di quelli che sono sempre per il no, punto e basta, ma sono comitati che si avvalgono di consulenze importanti di medici, ingegneri, che mettono tutto l'impegno proprio nel sviscerare i temi in maniera scientifica, e spesso ottengono dei risultati molto importanti, per cui credo che fosse l'intervistatore giusto per questa sera. Non tolgo altro spazio a questa presentazione e cedo la parola appunto a Mattia Donadel. Grazie. Grazie Renzo dell'invito, grazie anche a Gianni per aver accettato che fossi io qualche, non lo voglio non sono in grado di intervistare Gianni, però qualche spunto lo cercherò di metterlo giù a partire dal testo che hanno scritto lui e Vesco, e ovviamente porterò un punto di vista di quelle che sono le nostre esperienze come comitati. Io faccio una piccola premessa, il comitato nostro è un comitato storico della Riviera del Brenta, e qui dopo racconterò un aneddoto, che se si parla di mafia, Riviera del Brenta, che posso esimermi, però è un comitato che ha più di 20 anni di storia, è nato nel 2004, quindi abbiamo fatto parecchie battaglie sulle grandi opere prima, e negli ultimi anni sugli inceneritori, sulla questione dei PFAS, e ogni volta impattiamo con quello che è quantomeno
come dire, un humus che potremmo dire grigio, insomma, perché al di là delle questioni tecniche, delle vertenze che andiamo ad affrontare, insomma, lì abbiamo in Riviera siamo riusciti a fermare numerose grandi opere della Romea Commerciale, dell'Elettrocity, della Camionabile, insomma, ultimamente abbiamo fermato insieme agli altri comitati del coordinamento del inceneritore di Eni, però in tutte queste cose che richiedono un grande sforzo di approfondimento, perché la questione è che normalmente in questi progetti, queste cose che ci vengono proposte vengono presentate come ineluttabili, come scelte tecniche ineluttabili. In realtà dentro il tecnicismo si nasconde la scelta politica e quello è il lavoro difficile da fare, andare dentro, vedere dov'è l'inganno, diciamo, tirarlo fuori. Però sempre è una costante questa, noi abbiamo avuto la sensazione e alle volte anche la prova che in realtà il tutto è mosso da interessi che vanno ben oltre a, come dire, a una questione di interesse economico, c'è qualcosa di più, insomma, e c'è sicuramente una commistione tra impresa, politica e probabilmente anche criminalità organizzata. Comunque è un sistema criminoso, dopo lo vedremo meglio. Allora, detto questo, io parto da un aneddoto, perché allora, nel libro, insomma, che poi trovate lì, si fa riferimento, cioè il Veneto comunque, come lo descrivono gli autori, è un po' anomalo rispetto ad altri territori per quanto riguarda il tema delle mafie, no? Delle cosiddette. Però comunque ci sono testimonianze, insomma, dell'insediamento, dei primi insediamenti, diciamo così, di esponenti della malavita organizzata già dagli anni 60 e forse anche qualcosa prima, ma c'è un momento in cui in qualche modo comincia anche ad attecchire questo tipo di infiltrazione nel periodo degli anni 80 soprattutto, no Gianni? Quando c'erano queste persone, cioè questi mafiosi, diciamo così, che venivano mandati al confino, diciamo così, nel senso al soggiorno obbligato, e io mi ricordo, penso avevo 8-10 anni, che a Mira, io sono di Mira, c'era uno di questi personaggi, andavo al bar nella piazzetta e questo era sempre lì che manovrava, che insomma si prendeva sotto la sua ala, insomma, i ragazzi più disagiati, che erano più facili prede, insomma, della malavita, no? Però soprattutto in Riviera c'era il fenomeno in quel periodo lì della banda maniera, della mala del Brenta, insomma, no? Di cui io ricordi vaghi, nel senso che però insomma ogni tanto qualche discoteca, qualche ristorante andava a fuoco, insomma, ce lo ricordiamo questo molto bene, e quello era un fenomeno tutto nostrano, quindi anche questo per dire che non è che per forza le mafie arrivano da fuori. Però il tema vero, insomma, no, da cui volevo partire, Gianni, è questo, no? Voi dite sì, le mafie tendono, come dire, a infiltrarsi, a esportare il loro modello, eccetera, però lo fanno, come dire, adattandosi a delle situazioni. E, come dire, una pianta, che è anche una mala pianta, diciamo, attecchisce se trova terreno fertile, perché se non trova terreno fertile non gliela fa. E quindi da questo punto di vista loro gli autori mettono in luce tutto come dire, una serie di fattori strutturali di quello che è il sistema, cosiddetto sistema nord-est, no, della piccola e media impresa, eccetera, ma anche delle debolezze, delle criticità che sono emerse a seguito della globalizzazione, ma mettono in luce anche tutta una serie di elementi che hanno a che fare più con un modello anche culturale, se vogliamo, no? Perché il nostro modo di fare in Veneto, di fare impresa, di fare politica, eccetera. E allora io partirei da qui, Gianni, per capire quali sono gli elementi che effettivamente hanno consentito un attecchimento, perché c'è un attecchimento anche se in forme diverse rispetto ad altre regioni della malavita organizzata. Grazie, buonasera a tutti, intanto grazie dell'accoglienza. Abbiamo iniziato con una domanda difficile. Proviamo così. Allora, provo a proporvi
due immagini che non ho qua, però ve le descrivo, ok? Cose avvenute. E sono in realtà due immagini identiche che riguardano due territori profondamente diversi del nostro Veneto. In entrambe le immagini abbiamo delle automobili o dei furgoncini che caricano delle persone e le portano al seggio elettorale. Fanno la spola, portano le persone al seggio elettorale, queste persone scendono e vanno a votare. Questa immagine la ricaviamo a Caorle e la ricaviamo in un paese in provincia di Verona. Perché ci sono questi furgoncini che caricano queste persone che le portano al voto? In entrambi i contesti, per quanto contesti differenti, però succede una dinamica simile, e la dinamica riguarda il fatto che degli imprenditori che entrambi hanno interessi nel settore edile. Si sente? Ok. No? Male? Proviamo? Allora, due imprenditori che hanno entrambi interessi nel settore edile mobilitano i loro dipendenti dando precise indicazioni di voto per chi andare a votare. In entrambi i casi il candidato indicato verrà eletto. Allora, in entrambi i casi, nel caso di Caorle questo imprenditore è legato a un esponente camorrista della cittadina vicina di Eraclea, sappiamo tutto, e l'imprenditore ha bisogno che si sblocchi un progetto urbanistico legato alle terme di Caorle, e quindi ha bisogno che venga eletto il sindaco che gli ha promesso il via libera su quel progetto. Dinamiche simili succedono nel Veronese, dove l'imprenditore è lui legato direttamente all''ndrangheta e ha promesso voti al sindaco in cambio di tutta una serie di facilitazioni legate appunto alla riconversione della destinazione delle aree. Cosa ci dice questa cosa qua? Queste due foto cosa ci dicono? Due territori del Veneto. Beh, ci dicono intanto che c'è una dimensione legata alla politica, e questa cosa è fondamentale perché è una caratterizzazione della criminalità organizzata di tipo mafioso, cioè il fatto che non siamo di fronte a un'organizzazione finalizzata all'accumulazione di risorse e di denaro, ma si tratta di organizzazioni che hanno in sé una forte vocazione politica, una vocazione al potere, al controllo di gangli fondamentali del potere. E questo avviene nel momento in cui all'interno dei territori c'è un insediamento abbastanza importante, cioè che siamo oltre l'infiltrazione, cioè oltre la dinamica puramente economica legata al riciclo del denaro, alla partnership su alcuni business, eccetera, eccetera, ma c'è un insediamento a tutto tondo che lega questi personaggi ai destini della comunità locale. E il tema del rapporto con la politica riguarda e ci interroga su cos'è la politica del nostro territorio e soprattutto che cos'è la politica locale e come funzionano le filiere politiche a livello locale nel territorio, soprattutto nel momento in cui abbiamo da diversi anni un forte indebolimento dei partiti
e quindi un protagonismo delle filiere, come dire, più personalistiche, più legate a gruppi di interessi, più legati a occasioni, possibilità da parte delle singole persone che organizzano il consenso non in termini di progettualità ma in termini di mediazione degli interessi. L'altro tema che ci pone è la questione del ruolo degli imprenditori. Noi abbiamo sempre degli imprenditori che organizzano dei dipendenti, dei lavoratori per andare a votare, no? Tutti e due i casi. E allora abbiamo un forte interesse dell'impresa a condizionare la politica. Cioè abbiamo una connessione, una presenza di un'economia che si regge sui favori della politica, che vive a ridosso della pubblica amministrazione, che vive in una rete di relazioni, no? E poi c'è un terzo elemento, che è quello che quando si parla di mafie viene sempre trascurato, che è la questione del lavoro. Cioè la questione che questi lavoratori sono masse manovrabili, no? Sono persone che possono essere invitate a salire su un furgone, gli si dice che cosa votare e votano. E questa è un'altra caratteristica importante e che abbiamo visto ritornare spesso in Veneto, cioè come la gestione della manodopera e quindi i gruppi mafiosi come fornitori di manodopera, gestori di manodopera, da questo derivino fette di potere, capacità di mobilitazione, che è una capacità di mobilitazione che nasce, è inutile dirlo, sulla base di una deregolamentazione del mercato del lavoro e dell'apertura di moltissime, noi le chiamiamo varchi, cioè quindi possibilità di una gestione diciamo estranea alla dimensione dei diritti nel rapporto del lavoro. In tutte queste tre dimensioni, l'impresa, il lavoro e la politica, come vedete, la nostra tensione nel costruire la ricerca è stata quella non tanto di capire l'intenzionalità delle mafie, qui arrivo a quello che citavi tu, non tanto cercare di capire l'intenzionalità delle mafie, ma cercare di capire il contesto dentro cui le mafie operano. Prima ho accennato alla questione dei varchi. Ecco, noi pensiamo che la nozione di varchi sia forse la più interessante perché ci racconta appunto quali sono le possibilità, le occasioni per cui la progettualità mafiosa può in effetti prendere piede all'interno del contesto veneto. Cioè, i varchi sono fatti di questioni normative, questioni culturali, organizzative, come si concepisce il lavoro, come si concepisce la politica, come si concepisce il fare impresa. E questo, a mio parere, è forse l'impostazione più fertile per cercare di fare ricerca sulle mafie, cioè capire il contesto, perché parla a noi, non ai mafiosi. I mafiosi fanno quello che fanno. Il mondo mafioso è un mondo molto non uniforme, può riservare delle sorprese, è diversa da una vulgata che la appiattisce su alcuni elementi, però a mio parere non è un mondo, se non in termini un po' voyeuristici, un po' non è un mondo particolarmente interessante. È interessante capire che cosa non funziona da parte nostra, insomma, no? Perché cosa ci sta succedendo, ecco.
E quindi, l'ho già detto varie volte, utilizzare la mafia non nei termini della metafora che spesso viene usata, termini medici, come il cancro che aggredisce il corpo sano, ma rivoltiamo l'immagine, non è un cancro che aggredisce il corpo sano, piuttosto è il liquido di contrasto che viene utilizzato negli esami diagnostici, no? E ci fa capire a che punto è la malattia, cioè è un rivelatore di quello che siamo e che siamo diventati, perché giustamente si diceva gli anni 80, gli anni 90 sono gli anni di sviluppo delle mafie, perché molto spesso si dice la mafia è arrivata in Veneto grazie ai soggiornanti obbligati, no? Che hanno avuto un ruolo, indubbiamente, perché in Veneto sono arrivati molti soggiornanti obbligati, diversi soggiornanti obbligati, anche di alto spessore criminale, che hanno continuato le loro pratiche in questo territorio. Ma l'arrivo dei soggiornanti obbligati data dagli anni 60 e 70. Lo sviluppo delle mafie, cioè la loro capacità di affermazione, di capacità di stare dentro l'economia, riguarda gli anni 80-90, cioè quando c'è l'affermazione del modello nord-est, quando c'è un'affermazione dell'economia. Quindi in sociologia è una cosa che viene data per assodata, ma una dimensione di causa-effetto non esiste, cioè è contraddetta dai fatti. E quindi non è tanto la dimensione di qualcosa che viene da fuori, è qualcosa che cambia dentro, insomma, sostanzialmente. Poi sulla questione dei soggiornanti obbligati ci sono molte cose da dire, perché riguarda un modo di concepire la mafia e una strategia di contrasto che è figlia di un modo di vedere la mafia come mafia che sta solo dentro la cultura di alcuni territori, no? La mafia come figlia della Sicilia, figlia della Calabria, figlia della Campania, perché lì ci sono determinate dimensioni culturali irriproducibili. E questo è un modo di vedere le cose schiettamente razzista, perché accomuna la cultura mafiosa alla cultura del sud, alla cultura di quel territorio, e soprattutto immagina come le mafie possano fiorire solo all'interno di alcuni territori, cosa che è stata ampiamente contraddetta dai fatti, no? E quindi benché la mafia sia portatrice di una dimensione culturale, di alcuni modi di stare al mondo, diciamo, però non può essere vista in termini culturalisti, cioè in termini legati a quel mondo lì, perché in realtà le mafie, da che mondo è mondo, da quando ci sono al mondo, si sono sempre espanse, perché le mafie sono il territorio, come dire, il primigenio delle mafie non è la Sicilia, ma è la Sicilia occidentale, Palermo, Trapani, non è la Calabria, ma è Reggio Calabria, non è la Campania, ma è Napoli, il circondario di Napoli, quindi è al sud che prima di tutto c'è stata un'espansione delle mafie, un movimento delle mafie, che poi hanno avuto una capacità di radicamento in termini anche internazionali e globali. Vedere le mafie, poi mi fermo, vedere le mafie in movimento, vedere le mafie radicarsi in territori di nuova espansione è una dimensione interessantissima, perché hai la possibilità di vedere come la trasformazione dell'identità mafiosa e come viene attribuita l'identità mafiosa dall'esterno, in territori appunto non di tradizionale insediamento, cioè come questa, tra virgolette, novità viene recepita sia dai mafiosi sia dal contesto.
Quindi dal punto di vista anche della ricerca scientifica è un processo molto interessante. Mi fermo. Beh, ovviamente mi hai lanciato ulteriori spunti. Allora, non diversi, però partirei da questo, no? Perché è chiamato in causa la politica. Allora, intanto dobbiamo, secondo me, fare questa considerazione, cioè andando a vedere storicamente come è stato il processo, di fatto questo inizio di insediamento eccetera della malavita organizzata è iniziato comunque in un'epoca, anni 70-80, in cui comunque il sistema dei partiti e anche le ideologie, diciamo, che stavano dietro a diversi schieramenti erano ancora pregnanti, erano ancora salde, no? Poi ci tornerò su questa cosa anche a proposito del MOSE, di cui parleremo, insomma, del sistema MOSE. Chiaramente poi c'è stato successivamente dagli anni 90 e poi una progressiva deterioramento del sistema dei partiti, che non necessariamente cioè i partiti da un punto di vista costituzionale sarebbero, come dire, la cinghia di trasmissione, no? tra le istituzioni da una parte e quello che sono le dinamiche sociali e economiche dall'altra, quindi ha loro senso dopo che siano stati, siano diventate, delle sorte di società di affari, voglio dire, questo è un altro paio di maniche, però non erano nati con quello spirito. Poi mano a mano, insomma, con i cambiamenti sociali che si sono dati, questo sistema si è deteriorato e sappiamo, no? E quindi anche lì c'è stata una progressiva individualizzazione, diciamo così, no? Proprio anche della classe politica, oltre che uno scadimento, posso dirlo, no? Cioè, uno scadimento totale, cioè nel senso, dal punto di vista culturale, ma anche di capacità di governare i processi, di stare dentro le istituzioni, eccetera. Cioè, questo mi pare evidente a tutti i livelli, insomma, dai consigli comunali fino ad arrivare al governo. Però, diciamo, questo secondo me ha favorito in qualche maniera lo sviluppo di determinati fenomeni malavitosi, ma non è la causa. A me pare invece che da questo punto di vista dobbiamo fare una distinzione nell'oggi. C'è, per esempio, si parla tanto della questione cementificazione urbanistica, eccetera, ci sono diversi livelli, perché a livello locale, come dire, sono le amministrazioni comunali che poi fanno le varianti, che fanno gli accordi di programma e che consentono, come dire, la trasformazione territoriale. E lì ci sta, voglio dire, secondo me, il ragionamento che vada incapacità di governare il processo o male che vada di essere asserviti, come dire, alle pressioni che possono arrivare dall'esterno, anche appunto di tipo criminoso. Però, per quella che è la nostra esperienza come comitati, qui parlo di questioni più grosse, di grandi opere e quant'altro, ma anche di urbanistica a livello regionale, cioè a livelli più alti, l'impressione che noi abbiamo per la nostra esperienza è che invece la politica ha fatto sistema, cioè ha creato le condizioni volutamente perché questi fenomeni si potessero prendere piede, insomma. Il Veneto è stato un laboratorio politico da questo punto di vista. Cito solo alcune cose, insomma, a parte il MOSE, ne parliamo dopo specificatamente, ma che è stato il cavallo di Troia dal mio punto di vista. Questo avevo anche scritto qualche anno fa un articolo, no? Che ha consentito di costruire un sistema e di consolidare, non di costruire ma di consolidare in maniera decisiva un sistema di potere. Però parliamo appunto del sistema dell'emergenza, passante di Mestre, costruito commissari, cioè quindi un meccanismo che toglie il controllo e che introduce deroghe, il meccanismo del project financing, dei project bond, le leggi urbanistiche, legge 11/2004, ma dopo tutte
il piano casa permanente di Zaia e tutta una serie di cose hanno creato e la proprio pianificazione urbanistica regionale che individuava dei punti ben precisi. Noi nel nostro territorio l'abbiamo ben ricostruito, ma lo spiegherò meglio dopo. Però ecco, l'impressione è che la politica, almeno a livello più alto, dal nostro punto di vista, che nel libro emerge questa cosa, però secondo me non così in maniera, non è sottolineato a sufficienza, ma non è una critica ovviamente perché avete affrontato vari aspetti, però secondo me c'è questo aspetto. Allora volevo capire cosa ne pensi tu, perché l'impressione che noi abbiamo avuto, ovviamente più da profani su questo versante, diciamo, ma non sul resto, è che c'è proprio un sistema vero e proprio di cui la politica gioca un ruolo, la criminalità organizzata ne gioca un altro, ed è un ruolo funzionale a un sistema anche economico. Questa è l'impressione che noi ci siamo fatti, insomma, dalle varie esperienze che abbiamo vissuto. Dovendo ragionare sulle... grazie intanto. La questione è fondamentale. Dovendo ragionare sulle evidenze empiriche, e qui si apre tutta una questione legata alla ricerca sulle mafie e il rapporto con le fonti e quindi con il lavoro dei magistrati, perché il 95% delle fonti su cui lavora un ricercatore che lavora sulle mafie è il lavoro della magistratura. Però il 95% dei libri, delle pubblicazioni che escono sul tema delle mafie sono le ordinanze della magistratura scritte in italiano, come dire. E invece, secondo me, questo è un problema, perché i magistrati, sto aprendo una parentesi, e i magistrati hanno degli obiettivi che sono il contrasto, e sulla base di questi obiettivi, che è quello sostanzialmente di vestire le evidenze empiriche, quello che emerge, vestirlo con gli abiti dei capi di imputazione, no? Con le leggi, e quindi assegnare dei reati alla cosa. Il ruolo del ricercatore, di chi non è quello, è quello di cercare di capire che cosa sta succedendo, no? Quindi è chiaro che l'ottica deve essere critica anche nei confronti delle fonti, e soprattutto nei confronti delle fonti e soprattutto nei confronti delle fonti giudiziarie, perché ti portano da una parte, invece tu devi andare da un'altra parte, devi avere un'altra logica, un altro tipo di lettura. Però, e peraltro il libro, che ormai ha un bel po' di anni, a qualche anno, è stato scritto anche prima di molte delle inchieste, però diciamo che ci abbiamo preso anche grazie ad altre fonti che abbiamo utilizzato, e la fotografia che ne emerge non è stata smentita, però noi ci dobbiamo basare su cose che emergono, molto su cose che emergono, e basandoci su quella che possiamo un po' coraggiosamente dire un po' delle dimensioni di microfisica del potere. E allora dove arrivo? Arrivo ad Erclea, l'unico sindaco, l'unico politico veneto condannato per concorso esterno, un'associazione mafiosa, Teso, e lì vedo una biografia che è interessantissima, perché è il classico cursus honorum democristiano. C'è un ragazzino, 17 anni, che segue il politico locale importante, lo segue in regione, fa tutta la trafila e poi diventa il dominus del paese. E l'atteggiamento di Teso, che è appunto condannato per
concorso esterno all'insecuzione mafiosa, ma del profilo, della cultura, della modalità, dell'operatività di Teso è pieno il Veneto, perché non è che abbia una modalità, un'operatività da folle, da criminale, da illegalità conclamata. Cos'è che fa lui? Lui fa una cosa molto semplice, che è il manifesto elettorale di tantissimi sindaci. Io devo aiutare l'economia del territorio, devo aumentare il PIL, devo facilitare gli affari. Cosa c'è sul territorio? C'è immobiliare, facciamo crescere l'immobiliare. Pezzi di questo immobiliare sono in mano alla mafia. Pazienza. Come ha detto un sindaco, un altro caso di una tragedia infinita che è legata all'impianto di rifiuti e a un criminale che lo gestiva nel loro vicino, e se ne è uscito per bello, a chi sono io per giudicare? Va bene, chi sei tu per giudicare? E quindi c'è la mafia, pazienza, ci rapporteremo, e si è rapportato, e si è anche rapportato dal suo punto di vista con intelligenza, perché lui ha capito la mafia, cioè il gruppo camorrista che era lì, a che tipo di livello arrivava, no? Che cosa gli interessava e che cosa lui poteva dare loro. Poi il livello più alto, quello che riguardava le cose che citavi tu, cioè una pianificazione non solo locale, ma una pianificazione di area vasta che riguarda in questo caso il litorale e tutto il litorale veneto, eccetera, eccetera, e i grandi affari che sono planati negli anni da quelle parti e i grandi attori che le hanno. Loro c'era un altro piano, tant'è che uno dei dominus di quel piano lì si è rifiutato di incontrare Donadio, e io ci credo, cioè lui dice che non l'ha mai incontrato, malgrado abbia chiesto al sindaco di farsi da... e io ci credo che non l'abbia mai incontrato, perché Barel avrebbe dovuto incontrarlo. Che interesse aveva di incontrare Donadio? Donadio fa alcune cose, fa ad esempio la gestione della manodopera, quella di cui parlavamo prima, fa alcuni lavori, ma poi c'è un salto di scala che evidentemente non comunica, se non, però non sappiamo. E il sindaco è in grado di in qualche modo regolare, ma non regolare nei termini di selezionare sulla base di una qualità dello sviluppo di decisioni rispetto a tutte cose che pensavamo fossero il sale della politica, ma regolare nel senso che ci deve essere un po' di equilibrio degli interessi, che a ciascuno va data la sua fetta di torta, insomma. Ecco, io penso che guardare via Eraclea è interessante, perché ci fa capire che non è un'eccezionalità, poi dipende da chi c'è sul territorio, ma non siamo di fronte a delle eccezionalità, cioè la regolazione dell'urbanistica, dello sfruttamento del territorio è dato dal punto di vista della politica da questo tipo di dinamiche qui, quindi chi c'è e chi si può fare avanti si fa avanti, e francamente è una cosa su cui appunto a mio parere la dimensione della legalità come parola d'ordine del contrasto non vale, cioè è un'arma spuntata, cioè qui bisognerebbe porre la questione della giustizia, la questione dei fondamenti della politica, di che cosa vogliamo noi dal territorio, dall'elaborazione di alternative, dalla non predominanza del discorso dell'economia, ma nel discorso sulla qualità dello sviluppo, eccetera, eccetera. Lì si contrasta, secondo me, su una dimensione prettamente politica si contrasta. La legalità in senso ci conduce a fare un po' di confusione, a mio parere, anche perché molto spesso, se poi anticipiamo,
Il Mose è stato una dimensione di saccheggio originato da una legge, di fatto. È una legge che ha dato il via a tutto. Quindi a questo punto parlare di legalità in senso stretto è un po' complicato. Allora, io ritorno sul tema perché... Non ti ho soddisfatto. No, no, nel senso sì, però c'è dell'altro che volevo esplicitare, questo è il portato nostro, nel senso che a partire, allora noi, gli anni, come dire, in cui parliamo appunto dei primi anni 2000 fino al 2010-12, è stata la nostra prima stagione di grandi lotte nel territorio della Riviera del Brenta, dove erano previste diverse grandi opere, le ho citate prima, insomma l'autostrada Alta Mestre, la camionabile, Veneto City, varie altre cose, insomma, no? Parallelamente noi come comitati ci siamo sempre rapportati, cioè abbiamo fatto un lavoro sul nostro territorio, ma abbiamo sempre mantenuto una visione, come dire, globale delle questioni, insomma, no? Come pensare globalmente, agire localmente, cioè noi facciamo la nostra parte, ma con una prospettiva più ampia, quindi naturalmente ci siamo sempre rapportati e messi in collegamento con altre realtà a livello regionale, in primis con i comitati che a Venezia contrastavano il Mose, e poi anche con altre realtà a livello nazionale e anche internazionale, insomma. Però per dire che all'epoca, diciamo, noi eravamo in stretta, collaboravamo molto con i Nomose, no? Con i comitati veneziani, e quello che emergeva, cioè che poi ci sono voluti anni perché l'inchiesta è scoppiata nel 2013, credo, no? Ma sta cosa va avanti da 15 anni praticamente, cioè a noi era evidente, voglio dire, che c'era un sistema criminoso, forse la malavita organizzata, come scrivete voi, non si è inserita ufficialmente o direttamente, eccetera, però a noi era chiaro, che poi dopo apro una parentesi e la chiudo anche velocemente. Allora, intanto, giustamente tu dici la legalità è, come dire, leggere la realtà solo da questo punto di vista è limitante, diciamo, e anche può essere fuorviante, dobbiamo appunto avere anche una prospettiva di quello che vogliamo fare, però dentro a questa cosa della legalità ci stanno le attività, voglio dire, criminose che non necessariamente è il Veneto, voglio dire, Mose per esempio, ma ce ne sono altre adesso vi farò, che non sono gestiti direttamente dalla una vita organizzata, dalle mafie, no? Così come le mafie, voglio dire, gestiscono sì i traffici illeciti, quindi droga, prostituzione, racket e quant'altro, e va bene, però molto spesso stanno dentro, soprattutto qui nel nord Italia, a meccanismi, come dire, afflussi economici che in realtà stanno nella legalità. Quindi da questo punto di vista dov'è il confine? Insomma, dobbiamo recuperare un livello, una lettura politica dei processi, altrimenti non ne andiamo fuori. Chiusa la parentesi, tornando alle questioni, noi allora, scambiandoci dati di informazioni, perché quando si fa un'avvertenza territoriale, cosa si fa? Tanto si va dentro la questione tecnica, si cerca di capire dove è il problema, eccetera. Si organizza la gente, si fa i comitati, i volantini, manifestazioni, ma si approfondisce anche l'aspetto economico, perché io sinceramente, avendo la formazione che ho, Oscar mi capisce, la chiave, gli occhiali, quelli che leggono la dinamica economica fondamentale, no? Per cui andiamo a vederci le società, che facciamo le misure catastali, camerali, eccetera, facendo le misure camerali e vedendo i consigli di amministrazione di chi stava dietro a Veneto City, chi stava dietro alla camionabile, alla Alta Mestre, eccetera, praticamente gli stessi soggetti, molti dei quali nostrani, che stavano nel consorzio Venezia Nuova. E la cosa che noi
avevamo ricostruito, per esempio, nel caso di Veneto City, che non so se probabilmente molti che sono qui non se la ricordano, comunque non hanno seguito questa vicenda all'epoca, era un grande polo, lo chiamano il polo del terziario avanzato, nella zona del vecchio casello di Loro, di Roncoduro, ok? Ma parliamo di una superficie che sarebbe stata cementificata di circa 800.000 metri quadrati all'inizio, poi 1,5 milioni. E quelle società di cui azionisti erano anche alcune delle società che stanno dentro il consorzio Venezia Nuova, tra cui la Mantovani, che è stata una delle protagoniste di tutto lo scandalo, avevano cominciato a comprare i terreni agricoli, perché sapete, no, il meccanismo della speculazione edilizia della cementificazione funziona così. Grandi arterie e infrastrutture che arrivano sui territori agricoli sventano il territorio, nell'intorno delle intersezioni delle infrastrutture cambiano di destinazione d'uso da agricolo a edificabile, zona edificabile, zona industriale, artigianale, eccetera. Quindi rivalutazione automatica, vuol dire del valore, quindi da, non so, 10 euro al metro quadrato di questo terreno agricolo a 100-120 euro, già lì c'è un meccanismo speculativo. Beh, questi avevano cominciato a comprare quei terreni ancora prima che si decidesse che il passante doveva partire da lì. Allora noi ci siamo fatti le domande, ma qua la roba è seria, è grossa, perché questi sono potenti, nel senso qui ci sono diversi attori. Tra l'altro, dal nostro punto di vista, e qui lancio, come dire, un sassolino sommessamente, la nostra idea, soprattutto perché Mose è stata un'opera di carattere nazionale, che ha avuto copertura politica, quello proprio normativo, che hanno consentito che la concessione ha avuto, vuol dire, una copertura a livello nazionale, insomma, dalla legge obiettivo, da Berlusconi e anche dal centro-sinistra, quello che dobbiamo dircelo, per le cose come stanno. Quindi probabilmente ci sono anche dei livelli oltre, come dire, alla criminalità organizzata, forse, non lo so, non abbiamo prova, però l'impressione è che la cosa fosse grossa e che, quello torno sul punto, la politica regionale, il sistema Galan, di cui Zaia ha fatto parte perché è stato 2 volte vicepresidente di Galan, vero? Zaia e i leghisti non sapevano niente loro del mondo, ma era là, cioè, magari avevano le mani in pasta da un'altra parte, ma si spartivano. Beh, in questi consigli di amministrazione c'erano comunque sempre di queste società sempre un rappresentante del centrodestra o della Lega, uno del PD, quindi c'erano i rappresentanti politici e la parte imprenditoriale, quindi una commistione che poi nel sistema Mose è venuta fuori ancora in maniera più eclatante. Per quello dico, secondo me, adesso criminalità organizzata o meno, non lo so, sicuramente la filiera del cemento che parte dalle cave, vero, finisce, vuol dire, con la movimentazione terra, con la cementificazione, con il sotterrare i rifiuti sotto le autostrade, eccetera, una filiera abbastanza articolata. Beh, non so se nel Mose, cioè probabilmente dalle evidenze che giustamente nel libro hanno riportato, non c'è traccia, vuol dire, di infiltrazioni dirette nel sistema Mose, ma tutto quello che è stato la costruzione del Mose, come del Passante, come di altre grandi opere, come la Pedemontana, eccetera, che è una filiera che ha a che fare appunto con un ambito di interesse precipuo, voglio dire, della non vita organizzata, può darsi che questo abbia anche favorito, voglio dire, determinate situazioni, ma in ogni caso si è determinato un sistema di potere molto potente, clientelare, che continua a gestire il territorio veneto con questa chiave, cioè nel senso favorendo questi processi, inventandosi anche appunto sistemi come lo citavo prima, il project financing, piuttosto che altro tipo di meccanismi per tenere in piedi questo tipo di politica che drena risorse pubbliche, quindi dalle tasche nostre, nelle tasche di queste grandi imprese e probabilmente anche della malavita organizzata. Quindi, secondo me, come dire, qui ti chiedo un commento, insomma,
c'è un di più che non è facilmente inquadrabile dal punto di vista legalità, non legalità, eccetera, ma che ha creato un sistema in questa regione dove noi veneti, uno dei nostri adesivi che facciamo, i veneti che picconavano il Veneto, la mafia, eccetera, noi che picconiamo il nostro territorio. Però sicuramente in questo io credo che la malavita organizzata, anche se non appare, abbia un ruolo, no Gianni? Anche se non abbiamo prove, però sappiamo che la filiera del cemento insomma, è una delle filiere che prediligono. E allora, dunque nel libro è fatto di alcuni capitoli che corrispondono a degli studi di caso. C'è un'introduzione, un primo capitolo di inquadramento teorico, c'è un secondo capitolo sulla geografia e la storia dell'insediamento mafioso con dei focus su alcuni territori. Poi ci sono degli studi di caso, uno su un signore siciliano che arriva da queste parti a cavallo tra gli anni 90 e il 2000 e fa una barca di soldi con la gestione della manodopera, con quello che poi si sarebbe chiamato agenzie interinali, insomma comunque il distacco di manodopera eccetera, ma una barca di soldi, parliamo di centinaia e centinaia di persone collocate nelle industrie metalmeccaniche soprattutto. L'inchiesta Aspide, un gruppo di camorristi che l'identità camorrista più complessa, ma insomma comunque che hanno lavorato come consulenza per sia come crediti, ma anche come riscossione dei crediti, che come consulenza per bancarotte fraudolente, eccetera, eccetera, per decine e decine di imprese, commercianti, eccetera, che avevano base a Padova, e poi sull'insediamento dell''ndrangheta a Verona, che è forse il panorama più denso dal punto di vista dell'insediamento mafioso in Veneto, in cui le relazioni con la politica sono abbastanza importanti, sono state importanti in questi anni, insomma, sono venute fuori anche cose molto evidenti. L'ultimo capitolo è sul Mose e l'abbiamo fatto, ci abbiamo studiato su eccetera eccetera, e ho fatto un'intervista a un ufficiale della Guardia di Finanza, uno dei protagonisti dell'inchiesta sul Mose, e gli ho detto: ma senti, ci sono tutti qua, cioè ci sono politici, ci sono professionisti, imprenditori, i procacciatori d'affari, eccetera, tutti, ma però mi manca un soggetto, mi manca il mafioso. E lui fa: lo so, manca. È perché, sai, ha detto, il sistema che hanno messo in piedi era come un vaso d'acciughe, tutto stretto, perfetto, non c'entrava più nessuno. E lì l'ho trovata una risposta nitida, cioè era un sistema costruito in un modo che infatti è andato avanti anni e ha gestito milionate e in cui non c'era bisogno. Quindi, Mattia, secondo me alle volte non serve evocarla e alle volte non c'è. Cioè, anche se noi insistiamo su alcune filiere che le evidenze empiriche e anche un po' di immaginario ci collega alle organizzazioni mafiose, i rifiuti, il ciclo del cemento, è vero, sono filiere che sono frequentate dalle mafie, non c'è dubbio, però alle volte non serve. Cioè c'è una competenza mafiosa utile, che è ad esempio l'uso della violenza, che molto spesso non è un uso, è una minaccia, è una evocazione della violenza, perché poi usare la violenza
è dannoso, crea casino, crea ripercussioni repressive, eccetera, eccetera. Meglio evocarla. E il logo mafioso è benissimo in grado di evocarla con efficacia e con grandi risultati. Perché infatti una delle cose su cui si sono specializzati è la riscossione dei crediti, perché se uno va da un debitore a nome di un creditore e gli dice vengo da Reggio Calabria e vedi un po' di darti una mossa, uno a un certo punto si dà una mossa. Allora, quindi ci sono delle competenze che sono utili a dei sistemi. Noi le mafie le troviamo sempre all'interno di cartelli d'affari in cui ci sono altri soggetti. Noi le chiamiamo l'area grigia, no? Ma non in termini evocativi, non in termini... È una struttura, è un campo all'interno del quale ci sono delle relazioni, ci sono delle regole e c'è una relazione fra gli attori. All'interno di questo campo, che può sopravvivere a più business, può essere giocato all'interno di dinamiche in cui c'è una comprovata esperienza, una comprovata capacità di collaborazione, e all'interno di questo campo ci sono competenze, esperienze, profili professionali diversi, risorse diverse. Le mafie possono esserci come non esserci. Nei cartelli d'affari, non solo in Veneto, ma anche al sud, anche nelle zone di più radicata esperienza e di più importante consolidamento del potere mafioso, le mafie non aspirano a comandare i cartelli, perché il gioco non è quello di averla vinta. Un momento in cui hai una partnership, te la giochi e fai in modo che il gioco sia somma positiva per tutti e che quindi il gioco si possa rifare. Non ha nessun senso mettere la pistola sul tavolo, a meno che il gioco non si faccia particolarmente complicato, ma se si può evitare si evita. E quindi quando parliamo del business a più forte connotazione mafiosa, proprio come la Salerno-Reggio Calabria, che attraversa proprio i territori primigeni dell''ndrangheta. L''ndrangheta c'è scesa a patti con le imprese del nord, il Pregilo e quant'altro, e non è che, voglio dire, era un gioco in cui non era chiarissimo chi avesse in mano il potere, nemmeno lì, gioca di rimessa spesso, figuriamoci qui. Quindi io so che alcuni politici, che non hai citato esplicitamente, eccetera, eccetera, possono avere dei galoppini elettorali che hanno alcuni profili in alcuni territori. Ci sono sicuramente dei link, ma a mio parere non vanno ricercati a tutti i costi, perché non è quella la questione. Penso che alcune scelte di saccheggio del territorio sono sbagliate in sé, non perché c'è il link con un gruppo mafioso. Ecco, quindi penso che sia importante dare anche un profilo della presenza che sia realistico della presenza mafiosa anche in questo territorio, nel senso che c'è, è operativa, ha delle capacità di relazione a certi livelli, sa starci, ma non è onnipresente e non conduce giochi.
Tra l'altro, altre due questioni che bisognerebbe chiarire. Uno, i mafiosi spesso sono imprenditori e sono imprenditori tout court, nel senso che uno si immagina il mafioso che si traveste da imprenditore per ingannare. No, non sono imprenditori, cioè, e hanno anche il linguaggio degli imprenditori, hanno l'immaginario degli imprenditori, hanno le competenze degli imprenditori, molte meno della media degli imprenditori, sono mediamente scarsi come imprenditori, però sono imprenditori, e questo li facilita perché nella connessione con gli imprenditori autoctoni parliamo delle stesse cose, ci mettiamo d'accordo, non occorre che parliamo di chissà cosa, non dobbiamo fare dei giuramenti, non dobbiamo parlare di osso mastrosso, carcagnosso o di traffico di eroina. Parliamo di una fattura e di come fare a farla girare, parliamo di un lavoro, parliamo di un terreno che deve diventare edificabile, quindi chiediamo a, eccetera, eccetera. Quindi si valisci. Nello stesso tempo sono imprenditori abbastanza scarsi, perché sono imprenditori speculativi, sono imprenditori che presidiano economie arretrate, non particolarmente innovative, non investono certo in ricerca e sviluppo, per dire, non sognano grandi trasformazioni, però sono in grado di utilizzare, ad esempio, una persona di cui sento che volevate parlare, il maestro di mandato, Rossato, che ha operato in Calabria insieme alla famiglia Lampi. Lui sì che era un grande imprenditore. Cioè, all'inizio degli anni 90 lui parlava di crediti di CO2, di accordo di Kyoto, stabiliva imprese in Sud America, cioè lui guardava lontano, aveva la terza media, però aveva una capacità di traguardare incredibile. E lì in via Lampi si sono agganciati, hanno detto cazzo, ma questo sì che ci sa fare, questo ci fa fare il giro del mondo. Però lì ci sono state anche delle conflittualità, perché tra l'altro Rossato non è uscito benissimo, perché dei crediti che non è riuscito ad esigere, non gli è andata da Dio. E al di là delle disavventure giudiziarie che sono state pesanti per lui, e per dire che sono anche rapporti complessi. Cito un'altra cosa e poi vi taccio. L'imprenditore del Veronese ha svolto una relazione consolidata con un gruppo draghettista di Somma Campagna, una famiglia di Somma Campagna. Una delle cose che viene fuori in un'ordinanza di custodia cautelare seguita a un'inchiesta è che questo imprenditore chiede un preventivo ad un artigiano per un macchinario e il preventivo è troppo alto a suo parere, quindi chiede ai suoi amici di Somma Campagna di andare dall'artigiano e chiedergli di abbassare, potete immaginare come gliel'hanno chiesto, di abbassare il preventivo e l'accordo si fa. Allora, quando leggi per bene l'ordinanza e poi vai anche a chiedere eccetera eccetera, tra l'imprenditore Cubi del Veronese che faceva impianti elettrici e questo gruppo di Somma Campagna, chi decidesse cosa era l'imprenditore, cioè li usava come manovalanza, cioè erano loro le dipendenze dell'imprenditore veneto, per dire. Quindi ecco, dobbiamo forse un po' riformattare questa presenza un po' onnipresente e onnipotente. No, non è questo, è una presenza utile ad alcune dinamiche in alcuni momenti e questo mi sembra già abbastanza, però.
Sì, ma infatti la questione appunto che voglio sottolineare anch'io è che non necessariamente delle dinamiche criminoso-speculative sono ascrivibili alla criminalità organizzata. Io quello che dico, che volevo dire rispetto al cemento, è che secondo me questo tipo di politiche può avere in qualche maniera interessato o favorito in determinate situazioni anche la criminalità organizzata, ma che appunto la questione parte da noi, da chi ha governato la regione, da classe politica e imprenditoriale. Su questo siamo assolutamente d'accordo, e dove appunto la criminalità organizzata può aver giocato un ruolo non preminente, come nel caso del Mose, dove anzi non compare. Tu hai citato una questione che è un'altra questione che è molto cara, no? Che in questo momento in cui stiamo affrontando insieme a altri comitati il tema del ciclo dei rifiuti, degli inceneritori e quant'altro, perché hai citato Rossato e il mandato. Allora, due personaggi. Rossato ormai non c'è più, è morto, però la holding di mandato, cioè mandato esce dalla Rossato, e dall'inchiesta, da quel poco che ho letto dell'inchiesta, cioè i legami che lui aveva con il clan di Alampi, insomma, sembrano evidenti. Ma da quello che abbiamo ricostruito è che il mandato dentro a questa ditta Rossato non è che avesse un ruolo preminente, sì, ha fatto scuola, dopodiché se ne è uscito con un gruppo che ha una holding, che ha un sacco di società sotto che sono, diciamo, in parte inserite, e qui dopo ti volevo porre la questione, nelle società che gestiscono il ciclo dei rifiuti, quindi anche nelle multi-utility. Per dire, nel 2016 ti ricordi, Oscar, c'è stata fatta questa operazione per cui Veritas, la nostra Veritas, ha delle sottosocietà. Una di queste era Ecoprogetto, adesso è Eco più Eco, che gestisce l'impianto di fusione. Lì c'è stata una vendita di quote alle società di mandato per 22 milioni di euro, e questi sono entrati portando in dote il progetto dell'inceneritore. Poi nel nostro territorio abbiamo scoperto che il mandato aveva anche acquisito tutto un territorio ampio nel comune di Mira di Campagna Rubbia, tutta la parte della Valle Miana Serraglia, per chi conosce quella parte di territorio, abbiamo 800 ettari, dove fa agroindustria e dove ha piantato un biodigestore, no? Dentro la contaminazione lagunare, anche qui cosa non consentita, però in quel caso è stata consentita dalla Regione Veneto. E quindi, indagando poi, mettendo insieme le informazioni con i comitati di Friulano, di Maniago, perché lì c'è un'altra società grossa, loro, la Bioman, quelli di Este, dove Bioman è entrata nella gestione di SESE insieme addirittura col comune di Este. A Pordenone è dentro la multi-utility SNUA, sempre con le sue società, eccetera. Quindi ha tutto questo ramo, e ha tutto un ramo dell'agroindustria. Da quello che abbiamo ricostruito, tra Veneto e Friuli hanno nelle loro società circa 5.000 ettari dove sversano parte dei reflui di processo, li chiamo io, nel senso là dove fanno il compostaggio come Est, eccetera. Non bisogna fare il compostaggio, sì, il compostaggio, ma non è che arriva solo l'umido delle cucine, arriva ceneri, roba dell'industria alimentare, roba delle concerie, eccetera. Arrivano rifiuti da fuori regione, hanno fatto contratti all'epoca di Mafia Capitale con Ama, arrivano dalla Campania, dalla Toscana, dall'Abruzzo, dalla Sicilia, arrivano in camion lì e portano, serve a capire bene che cosa portano. Finito tutto il processo, fanno biogas, anche lì biogas sostenibile, no, non è sostenibile perché ci ha messo soldi il primo governo Conte, sottosegretaria Gava, levista, ha fatto mettere miliardi per incentivi sul biogas.
e loro si sono inseriti su questa cosa. Allora, quantomeno è un disegno speculativo, possiamo chiamarlo così, no? Che è ben organizzato, però che è entrato anche nel sistema pubblico. Allora mi interessa da questo punto di vista capire se c'è, come dire, da parte vostra, da parte di chi si occupa dei temi, eccetera, un'attenzione particolare sul ruolo che giocano queste società misto pubblico-privato, perché quello è anche un bel, come dire, giocattolino all'italiana, nel senso che è pubblico, perché poi Veritas SpA pubblica, però ha delle sottosocietà dove entrano i privati, quindi si reggono, come dire, su un gettito che sono le tasse dei cittadini fondamentalmente, però, come dire, utilizzano queste cose sì per la gestione ma anche per fare profitti e per gestire i flussi che hanno a disposizione con una logica ovviamente di mercato, di profitto, insomma, per cui, e poi quando succede che ci sono i debiti e le cose i debiti vengono scaricati sempre sulla collettività e questi si inseriscono, queste società, queste cose di cui si può dire che siano affiliate alla comunità organizzata, questo non c'è assolutamente nessuna evidenza, però insomma la storia di questi proviene appunto da quelli che tu citavi prima e comunque si determina una situazione di monopolio, no? Che insomma lascia, come dire, sì, non è che voglio evocarla per forza, però insomma, No, sulla storia dei rifiuti, quello che, il ciclo è stato abbastanza evidente. Gli anni 80 hanno segnato il consolidamento del flusso di rifiuti da nord a sud e il loro smaltimento selvaggio in quello che poi è stata la terra dei fuochi, eccetera. Un business che non ha iniziato la Camorra, ma che la Camorra ha avuto la prontezza di prendere in mano per quanto riguarda la fase finale, perché aveva due elementi fondamentali: la gestione dell'autotrasporto e la gestione delle cave. E quindi era in grado di gestire lo smaltimento selvaggio dei rifiuti in campagna, e questo ha comportato un afflusso pazzesco di risorse che, grazie alle relazioni con pezzi del mondo imprenditoriale e le competenze che comunque si sono sviluppate all'interno di quel mondo, hanno fatto sì che questo tipo di risorse siano state riversate nella costituzione di società che hanno continuato a lavorare in quel settore e che hanno lavorato e lavorano ovviamente ovunque. Vieni da Feltre. Allora, nel 2000, non vorrei dire, comunque 2014-2015, la nuova giunta di Feltre decide di revocare l'affidamento della raccolta differenziata della carta a un'impresa molto chiacchierata, che peraltro da quello che mi risulta ancora lavora in Veneto, proprio nel contesto della revoca dell'affidamento, incredibilmente iniziano a bruciare non solo cassonetti ma anche depositi, eccetera eccetera. C'è una straordinaria relazione della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti dedicata al Veneto, uscita nel 2016, che è un capolavoro d'inchiesta, veramente scritta bene, fatta bene, preziosissima. Era Bratti, se non sbaglio, il presidente della commissione, e egli delinea benissimo quello che stava succedendo, che in gran parte succede in Veneto, e veniva citato quell'episodio lì, ma con la stesa di mandato lavorava la Delizia di Avellino, su cui insomma si possono mettere tanti punti di domanda.
poi la delizia viene liquidata, la Sesa prende in mano l'appalto, anche quello se ne va, la Sesa riesce a pagare, succedono di quelle cose. E quindi la via della convenzione con l'ente pubblico è una dimensione, un link estremamente pericoloso ed estremamente interessante, perché in un qualche modo evoca la possibilità di una governance mafiosa del settore, in cui da imprenditori entrano in contatto con i politici, entrano in contatto con una dimensione di regolazione, e il fatto che l'ente locale affidi a un'impresa esterna di cui via via è incapace di leggere e di controllare le dinamiche, perché cosa si chiama di simmetria informativa, l'ente locale è sempre più spogliato di competenze per capire che cosa fa la società a cui demanda, per leggere la composizione delle tariffe, per leggere l'organizzazione del lavoro, per leggere la correttezza delle procedure. Cioè sostanzialmente è una cambiale in bianco a un certo punto, perché l'ente locale non ha più la competenza di capire cosa stanno facendo. E questo è un vulnus democratico pazzesco. La gestione dei servizi in mano delle società di diritto privato, con il livello di non trasparenza nel momento in cui gestiscono servizi di interesse pubblico, è una cosa pazzesca, e sono fuori dal dibattito pubblico, cioè nella campagna elettorale non se ne parla, ma gestiscono bilanci che sono più importanti di quelli del singolo comune molto spesso, e sono il miele più sostanzioso su cui girano le api. Allora, questo è assolutamente per accendere 1000 riflettori, e le campagne elettorali secondo me vanno giocate e vanno discusse, direi, più sulle ex municipalizzate che sul comune in senso stretto, cioè leggere i bilanci in maniera integrata e leggere chi viene nominato per cosa, in nome di quale competenza, e capire i contratti di servizio, che sono la dimensione che regolano tra appunto il privato e il pubblico, e le cose che gli vengono dettate, se vengono rispettate, in che modo, eccetera, eccetera. Questo secondo me è un passaggio veramente fondamentale. Allora, su questo faccio una considerazione ulteriore e poi ti faccio l'ultima domanda, e casomai lasciamo magari spazio anche alle domande o interventi dal pubblico, no? Questa cosa che dici tu è assolutamente vera, no? Questa disimmetria nella capacità di conoscere il processo, però io torno su un punto che è quello che dicevo all'inizio, che anche qua questo tipo di processo è stato favorito anche dalla politica, nel senso anche a livello nazionale, per dire i piani finanziari per quanto riguarda il discorso della gestione dei rifiuti, fino a qualche anno fa, fino a governo Letta mi pare, erano approvati in Consiglio Comunale. Adesso questa cosa qua viene demandata completamente al Consiglio di Bacino. Il Consiglio di Bacino non ci vanno i sindaci, però i sindaci rappresentano una maggioranza dell'amministrazione eletta con un sistema maggioritario, quindi capite come progressivamente, questo è un processo che si può leggere anche in altri ambiti, si prosciugano gli spazi di democrazia e si accentrano le decisioni. Le province, eccetera. In più, quello che è stato fatto è stato complicare le normative, cioè tipo le nuove tariffe, il nuovo meccanismo messo in piedi da ARERA sulle tariffe dei rifiuti. Io
giuro, guarda, io su queste questioni, valutazioni di impatto ambientale, cioè un po' per formazione mia, proprio scolastica, ma anche per tutto il lavoro fatto, cioè, non dico che sono esperto, però neanche profano, devo dire. Cioè, mi cimento, sono stato consigliere comunale, ho letto i piani finanziari, non ci capisco niente, non riesco più a capirci niente. E figuratevi un sindaco che ha 50.000 robe. Arriva America, si dice, questa è la cosa, il consiglio del presidente del Consiglio Bacino dice è così, e voti. Ma è ingovernabile una cosa del genere, cioè è soggetta, come dire, a chi invece ha in mano e sa quello che fa perché gestisce i soldi, e quindi si crea questa situazione, quindi questo è molto pericoloso e sicuramente è un processo che toglie il potere, come dice, è un processo che svuota, come dire, le istituzioni, no, del processo democratico. E credo che questa cosa non avvenga casualmente, avviene parallelamente a quel processo, voglio dire, di esternalizzazione e soprattutto dei profitti, anche dei debiti. Ultima domanda, perché mi pare che adesso questa cosa qui non so, io ovviamente come dire, ho letto con molto interesse il libro e tutto questo tema qui che sicuramente come comitato dobbiamo approfondire meglio, però una cosa che c'è sempre, come dire, che ce l'abbiamo lì nel mirino ma non ci arriviamo perché siamo sommersi da troppe vertenze, da troppe cose, invece è il tema della sanità, perché la sanità è un buco nero, diciamo così, no? Nel senso, voglio dire, è un servizio che assorbe, diciamo, credo l'80% del bilancio regionale o qualcosa del genere, insomma, no? Dove lì si gestiscono anche lì appalti, servizi, cose, c'è un bel giro. Lì c'è qualche evidenza al di là dei processi che possiamo giudicare politicamente più o meno speculativi, più o meno criminosi, ma c'è evidenza anche di qualche infiltrazione o no in Veneto da parte della comunità organizzata? Domando non so. Così, a mia conoscenza no. In Lombardia parecchio, francamente in Piemonte non so, domando a chi nemmeno. No, è chiaro che abbiamo tutti gli elementi per dire che non è possibile escluderlo, diciamo così, voltiamolo. Perché siamo dentro dei processi di privatizzazione, siamo dentro dei flussi di risorse imponenti, siamo dentro un'economia prossima al pubblico, quindi in cui l'economia di relazione diventa fondamentale, no? Più che la qualità della produzione, la qualità dell'impresa, eccetera, eccetera. Le relazioni diventano al centro. E siccome le mafie hanno questo come capacità di competenza, tenere le relazioni, cioè, e tenere in piedi network di relazioni molto complesse e molto variegate, questa è la loro competenza fondamentale, cioè avere a che fare con il criminale di strada così come con il politico, così come con il manager, e riuscire a tenere il discorso insieme. Poi ci sono i mafiosi bravi, i mafiosi non bravi, però insomma diciamo che questo è il loro livello di competenza, il loro profilo di competenza. E questo disegno ci dice che la sanità ci starebbe benissimo, però non ho elementi. Se vogliamo... Sì, se ci sono delle domande dal pubblico. Ma io vorrei ritornare alle acciughe. Alle ragioni, non solo perché, diciamo, qui stasera non abbiamo mica parlato di un nostro concittadino, no? Il Pentito, non ricordate il Pentito? Baita, sto parlando di Baita, era qui di Mogliano Veneto.
il gran capo della grande impresa Mantovani. Ma io ero interessato ad approfondire una cosa. Intanto io questo bellissimo libro ho incominciato a leggerlo in modo inusuale, dall'ultimo capitolo. È un capitolo straordinario, bellissimo. È il capitolo sul Consorzio Venezia Nuova, sul MOSE. E lì, in una delle ultime righe, credo, della penultima pagina, a un certo punto tu già mi scrivi: il Consorzio Venezia Nuova ha avuto un grandissimo consenso, o il sistema MOSE, per decenni. Allora, com'è stato possibile che ci sia stata questa egemonia del Consorzio Venezia Nuova in tutti questi anni, in questi decenni? Forse bisogna ritornare alle radici. Certo, tu lo fai. Dice tutta colpa della legge 794 del 1984, eccetera, eccetera, che supera la legge del 1973, numero 171, e via di questo passo. Ma perché si è arrivati alla legge dell'84? Io vi dico una cosa scomoda, no? Tanto in mezzo ci sono anche i nostri amici, no? Persone a cui io voglio benissimo, voglio tanto bene. Perché si è fatta quella legge che attribuisce a un consorzio di imprese, anzi al gota dell'imprenditoria nazionale, Fiat, imprese, non mi ricordo neanche tutte, eccetera, eccetera, lo studio, la ricerca, la sperimentazione, giù, l'esecuzione delle opere. In deroga a tutto, in deroga alle leggi. Come è stato possibile questo genere? Certo, alcuni dei nostri amici dicono sì, ma è stato un compromesso che abbiamo dovuto fare, perché dall'altra parte la democrazia cristiana, eccetera, eccetera. E mi è capitato questi giorni, poi lo smetto, di mettere mano, no, anzi per ragioni di un mio lavoro di ricerca che sto facendo, ho preso in mano gli atti di un convegno fatto nel dicembre del 1983 dal titolo Venezia città dell'innovazione, il cui promotore regista è il nostro carissimo amico Paolo Pacciari, in quel momento vice sindaco, che promuove questo convegno. Lui dice: qui è il momento in cui se vogliamo salvare Porto Marghera bisogna puntarsi all'innovazione, alla ricerca, eccetera, eccetera. Fa una cosa bellissima. Sono 374 pagine, ve le risparmio. Arrivo all'ultima pagina e ci sono le conclusioni di un noto, potente ministro veneziano. Per i giovani, devo fare il nome per i giovani, si chiama Gianni De Michelis. Andate a vedere quegli atti. Cosa dice Gianni De Michelis? Sì, tutte quelle cose che tu dici, Paolo, eccetera, eccetera, ma oggi la parola d'ordine è deregulation. 80 la taccia, 81 regola. Arriva il neoliberismo anche in Italia, Gianni Michelis dice basta, deregulation. Cosa vuol dire deregulation? Vuol dire non puoi pensare che qui c'è il ruolo dello Stato, dell'economia, l'amministrazione, eccetera, eccetera, queste robe qui, ci vogliono le imprese, quelle che sanno fare. Smettiamola, perché qui il partito del fare, di cui lui è il capo, si erge a capo del partito del fare, dice basta con laguna di chiacchiere, alla
quale da alcuni fianchi anch'io molto modestamente sono stato subito arruolato. E allora qual è il punto? Noi, parlo del movimento sindacale, CGIL, CISL di quei tempi, dicevamo bisogna rafforzare il magistrato d'acqua che non è più quella cosa gloriosa della Serenissima, eccetera, eccetera, e noi volevamo rafforzare il potere, diciamo, del controllo dello Stato. Gianni Pericani diceva sì, ma tanto c'è la plancia di comando. La plancia di comando era il famoso comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio pro tempore, eccetera, eccetera, con dentro regioni, comuni, perché c'era anche il comune di Milano, oltre il comune di Venezia, eccetera, eccetera. Noi controlliamo tutto. E poi la legge dice, no, prima di fare il Mose bisogna prima fare il disinquinamento della laguna, almeno il 75%. Insomma, adesso non ve la faccio lunga perché è tardi, stasera mi piacerebbe molto fare proprio un dibattito specifico su questa cosa. Per dire che cosa? Per dire che tutto questo è avvenuto perché si è teorizzata la debolezza dello Stato e che quindi le imprese sono quelle che contano, sono quelle che hanno le competenze, sono quelle che devono fare e con poche regole, il minimo possibile. E quindi è di qui che ti deriva quello. Poi, siccome adesso è difficile parlare di 40 anni, perché poi lo scandalo scoppia nel 2013, giusto? Ma in quegli anni successivi, in cui non ci sono più le giunte rosse, non c'è più niente, eccetera, eccetera, c'è Matteoli al Ministero dell'Ambiente, c'è Galan, tutta la sua banda, eccetera, eccetera. Cosa succede in quel periodo? Abbiamo indagato bene non solo come si spiega quell'egemonia, questo è il punto sul quale vorrei insistere. Come si spiega quell'egemonia? Si spiega certo perché c'è il mondo delle imprese. Avanti il nostro concittadino Pait, ci sono dentro pure le cooperative di pioggia, le cosiddette cooperative rosse, eccetera, eccetera, ma che non erano nate con un'idea di corruzione. Lì quando il PC dice no, in tutte le imprese, e noi qua il lavoro per Venezia niente, no, devono lavorare anche le cooperative, non solo le grandi imprese. Nasce con un'idea che non è un'idea di corruzione, ma dopo cosa succede? Dopo succede di tutto. Succede che nel corso del tempo il Consorzio Venezia Nuova comincia a dare commesse ai singoli docenti universitari, comincia con il dare delle commesse anche alla Chiesa, come si chiamava, quello che poi è andato a Milano lì? Sì, come? Scuola, sì. Poi si danno soldi per pubblicare libri, poi si danno soldi qui, si danno soldi di là, eccetera. È un sistema corruttivo, ramificato, ma talmente ramificato. E poi c'è la roba, la stampa. Scusate un po', cioè la stampa, se dentro ci sono le grandi imprese sono le proprietarie dei giornali, Corriere della Sera, Repubblica, i quotidiani veneti, eccetera, eccetera, ci sono dentro tutti. Quindi non si può parlare di questa cosa qui, l'ultima cosa che dico. Ma a me mi ha colpito una cosa, ho fatto un po' di ricostruzione questa roba qua. Ma com'è che è passato sotto silenzio il fatto che già negli anni '80 la Corte dei Conti dice ma com'è questa roba qui che doveva costare 2 miliardi e 7, costa 4 miliardi e 3, no? No, dice qui c'è qualcosa che non va, fa addirittura una serie di rilievi.